E se Clash of Clan non esistesse? Aspetta, se non esiste Clash of Clan, non esiste neanche la mia intro. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo vlog. Allora, vi dico subito perché lo faccio uscire durante la settimana di mercoledì. Praticamente io sabato dovevo registrare il vlog e per poi pubblicarlo la domenica. Purtroppo per impegni personali e dopo la scuola non è che vado di scuola la domenica, ma semplicemente la scuola mi tartassava di compiti, di progetti, perciò non ho avuto tempo per registrare. A parte i dettagli ragazzi, vi siete mai immaginati un mondo senza Clash of Clan? Un mondo senza Clash of Clan. Come se fosse un mondo senza Nutella. Andiamo a vedere le varie categorie di persone come starebbero senza Clash of Clan. Figlia mia, ma vergognati, tutto il giorno attaccato a quel libro, vai fuori a mignotte. No mamma, non posso uscire, devo studiare, devo prendere 10 lode per forza. Mamma, sai che mi dà fastidio prendere solamente 10 e non prendere 10 lode? Ma porca puttana, in che mondo sono capitato? Sono capitato in un mondo dove tutti gli studenti hanno 10 lode. Datemi dei soldi, sono povero. Ciao ragazzi, sono Hayday e sono famosissimo. Famoso un cazzo, chi sei? Hayday, un prodotto della Supercell, la stessa compagnia che ha creato il fantastico gioco... Quale gioco? Ciao ragazzi, sono Boom Beach e non mi si fila nessuno. Sì, compriamoci i maiali su Hayday. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per farvi vedere un nuovo gioco strafigo. Si chiama Sti Katzen in Shish. Praticamente ragazzi, questo nuovo gioco stradivertente consiste nel sparare 3 shish in croce in faccia alla vostra professoressa d'inglese e se sparate alla faccia sono 3 stelle. Bene, ora andiamo a mettere dislike ai video di Kai di Sti Katzen Shish. Sono il re di un regno che non esiste. Sti Katzen! Oi ragazzi, ora vi mando la screen della difesa della mia professoressa, mi aiutate a fare 3 stelle? Ehi ragazzi, dato che ci siete, non è che mi faresti anche i compiti di matematica? Wow! Sono pieno di soldi! Ragazzi, ma vi immaginate un mondo senza Clash of Clan? Molto probabilmente un mondo senza Clash of Clan, ora non starei neanche qua a registrare questo video, anzi non avrei mai iniziato a fare video su YouTube, anzi probabilmente avrei caricato dei video dove uccidevo delle formiche con la benzina, ma non sarei diventato uno YouTuber famoso. Anzi, forse no. Insomma ragazzi, questo era il mio piccolo pensiero di un mondo senza Clash of Clan. Ditemi nei commenti la vostra, tipo altre sketch da fare per il prossimo video. E iniziamo con le domande. Sara Costa ci chiede: Kai Vlog, ci sarai a Luca Comics? Allora ragazzi, vi rispondo subito a questa domanda che mi state tartassando su tutti i social. Allora, per tutti gli eventi che sono presenti nel fine 2015 e inizio 2016, purtroppo molto probabilmente non ci sarò, sia per impegni personali, dopo non c'ho skate. Ok, diciamocela tutta, non c'ho skate. Joshak Madhub. Madonna, ci ho messo 10 anni per pronunciare il tuo nome. Kai Vlog, è vero che Mastro Alendo abita in via Cal? Ah, Viviana De Fazio ci chiede: posso chiedere cosa vuol dire fare le sessioni da 6 ore? Allora ragazzi, per chi non fosse un clasher molto esperto, praticamente per coloro che giocano a coppe elevate devono fare delle sessioni. Allora, cosa sono le sessioni? Le sessioni praticamente sono un arco di tempo di 6 ore, dove in queste 6 ore tu sei su Clash of Clan. Molti nei commenti mi diranno: ma come si fa a stare 6 ore su un gioco? Ragazzi, non è che tu stai 6 ore attaccato così sul gioco. Praticamente i top player si prendono un iPad, tipo mettono in ricerca, ogni tanto cliccano nel tempo libero. Naturalmente le classifiche mondiali sono state fatte per chi ha tanto tempo e tanti soldi. Maurizio Lezzoso, il tuo cognome, non so, mi ispira, cioè Zeb lo amerebbe. Come si dice Troia in cinese? Grande Kai. Allora, Troia in cinese, ci sarebbe una traduzione approssimativa, ma che sarebbe un'altra cosa, sarebbe Piauz, ma non te l'ho detto io! Ora il mio canale diventa Kai Tutorial Parolacce Cinesi. No, non ci sta.
Erasmo Abate ci chiede: Kai Vlog, ciao Kai, ti piacerebbe venire in Sicilia? Magari facciamo una specie di scambio culturale? Che ne pensi? In caso fammi sapere, ciao bello. Sinceramente mi piacerebbe moltissimo andare in Sicilia, soprattutto perché ora sta arrivando il periodo invernale che qua nel Polesine dove abito, io abito in Polesine, scende la nebbia, freddo, inizia a fare buio alle 3 di pomeriggio, sei depresso tutti i giorni. Invece da quello che mi hanno detto in Sicilia, anche se c'è un caldo eccessivo nelle stagioni invernali, puoi andare al mare. No, ora non sto dicendo che a gennaio puoi andare al mare, che tipo c'è gente che va al mare fino a fine ottobre. Correggetemi se sbaglio nei commenti, perché io non ci sono mai stato in Sicilia, questo me l'hanno detto. Carmine Monaco ci chiede: che vlog, quando ricomincerai le base review? Allora ragazzi, siamo arrivati al momento cruciale. Ragazzi, calmi, fermi, non partite. Ricomincerò a fare le base review. Fermi. No, state già scrivendo nei commenti il tag del clan, il tag del profilo, lo so. Allora ragazzi, io prenderò in considerazione il like dell'ultimo video di base review che ho fatto, per chi non sapesse di sta regola qua. Probabilmente a ogni 1000 like ricevuto in un video di base review, nel prossimo video di base review faccio una recensione. Questo significa che più like mi mettete, più c'è la possibilità che ci sia il vostro villaggio recensito. Per quanto riguarda il numero di villaggi che recensirò nel prossimo base review, prenderò in considerazione i like dell'ultimo video di base review che ho fatto un pochino di tempo fa. Però voi nei commenti di questo video qua scrivetemi i tag del vostro clan, i tag del vostro profilo, perché il video quello scorso è un po' vecchio, praticamente penso che avete cambiato clan e non vi troverò mai. Ok ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, e se volete farmi una domanda per il prossimo Kai Vlog potete, allora non scrivetelo sotto nei commenti, perché nei commenti ci saranno i commenti delle base review, me lo scrivete sulla mia pagina Facebook che è linkata sotto in descrizione, e ogni settimana nella mia pagina Facebook scrivo Kai Vlog e mi scrivete le domande sotto quel stato. E questo era tutto per il video di oggi, e come al solito ragazzi vi ricordo di lasciarmi un like, un commento, e vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Facebook che vabbè l'ho già detto prima, è sotto in descrizione, e di seguirmi anche su Instagram. E questo era tutto, a voi studio. Aspetta. No, Kai con la frangia.